San Donà di Piave. I vigili del fuoco sono intervenuti mercoledì poco dopo le 20 per un frontale tra un'auto e un furgoncino in via Grassaga. La zona è stata messa in sicurezza, sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per soccorrere i due feriti e portarli all'ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilevi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Jesolo, gli agenti della polizia locale hanno sgomberato un appartamento in Viale Venezia perché locatario e proprietario non avevano ottemperato alla diffida di sgomberare i locali dall'esubero di persone che vivevano all'interno. 12 in circa 80 metri quadri, tutti di nazionalità bengalese, in regola con i documenti, solo che avrebbero potuto viverci solamente in 3. I letti erano ammassati, nessuna norma igienica, 450 euro di multa per proprietario e locatario. San Donà di Piave e Cavallino Treporti. I sindacati hanno indetto un'assemblea del personale del servizio di igiene pubblica per martedì 24 maggio. Alcuni servizi come la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale potrebbero dunque subire ritardi o non essere eseguiti. Veritas invita i cittadini e gli operatori economici a ritirare il contenitore dei rifiuti in caso di mancato svuotamento. Venezia. Dopo i risultati ottenuti con l'apertura straordinaria del 1° maggio, la Fondazione Musei Civici ha deciso di proseguirne l'esperienza. Parte dunque un ciclo di aperture serali nei musei dell'area marciana, Palazzo Ducale, Museo Correr per il periodo estivo. Sarà prolungato l'orario fino alle ore 23 nei giorni di venerdì, sabato e domenica.